Pubblica che prevederà in autunno una terza dose di vaccino anti-Covid con l'antinfluenzale. Intanto il Consiglio regionale via libera alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Svolta nella realizzazione della superstrada Via del Mare che dovrà collegare Jesolo al casello di Meolo, sbloccato il complesso iter per l'aggiudicazione, ora la palla passa ai privati. La morte del 28enne cantante bassanese, la Procura di Bologna apre un'inchiesta per omicidio colposo, avviata anche un'indagine interna all'azienda sanitaria bolognese. False fatture per 30 milioni di euro, tra gli obiettivi anche ottenere fondi Covid-17 coinvolti nel maxi blitz di Finanza e Procura di Vicenza. Viaggiava nascosta dentro estintori e trasportata su tir, 50 kg di eroina sequestrati dalla polizia. Veneto e Lombardia gestivano gli approvvigionamenti dalla Turchia. L'esito del monitoraggio di Veneto Strade su ponti e viadotti di sua competenza, nessuna situazione critica, ma il 40% delle opere deve essere tenuto sotto stretta osservazione. Torna alla ribalta Paola Albertini, da anni conosciuta come la veggente di Pederoba per i suoi racconti di apparizione della Madonna, il nuovo fenomeno seguito con cautela dalla Chiesa. Ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. La sanità in primo piano, il Veneto dunque adegua alla nuova situazione epidemica il piano di sanità pubblica che prevederà in autunno una terza dose di vaccino anti-Covid con l'antinfluenzale. Intanto in Consiglio regionale via libera alla commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia. Contagi in calo, vaccinazioni anti-Covid in crescita, la prospettiva di un autunno che vedrà sovrapporsi i richiami con il vaccino antinfluenzale. Il Veneto adegua alla nuova situazione il piano di sanità pubblica che verrà presentato giovedì. Il presidente della regione Zaia lo preannuncia a Rovigo a margine dell'inaugurazione di una nuova sala operatoria e di un acceleratore lineare. Lo presenteremo giovedì ed è un piano che ovviamente è adattato, è un abito sartoriale fatto in un momento storico nel quale Covid ha presenza di molti vaccinati e ci stiamo preparando però anche a quello che sarà la prossima stagione autunnale, nella quale ci sarà necessariamente una terza dose per chi la volesse fare di vaccino, ma anche il vaccino antinfluenzale. Continuerà ovviamente il test nel territorio anche durante quest'estate, perché non si fermerà mai la fase di testing, quindi di tamponi. E a proposito di tamponi, sono in arrivo nuovi test. Adesso c'è la quarta generazione, vedrete, perché sono test di altissima affidabilità che ci danno esito in circa una decina di minuti, però sono test che devono entrare nei laboratori. Sul fronte delle vaccinazioni il 42,9% dei veneti ha ricevuto una dose, il 20,4% anche la seconda. Abbiamo 1 milione di cittadini veneti che hanno già avuto il ciclo completato. Accadrà in gran numero anche per questo mese di giugno-luglio, perché avremo tutti i richiami delle seconde dosi AstraZeneca di chi ha fatto il vaccino 3 mesi fa e quindi avremo assolutamente moltissime seconde dosi nelle prossime settimane. Ed il Consiglio regionale del Veneto ha dato il via libera all'istituzione della commissione d'inchiesta sulla gestione della pandemia in Veneto. I lavori dovranno concludersi entro il 30 di novembre e la relazione finale dovrà essere inviata all'autorità giudiziaria. Il Consiglio regionale ha istituito con voto unanime la Commissione speciale d'inchiesta sulla gestione del coronavirus in Veneto. La Commissione, frutto di un accordo bipartisan che ha superato le iniziali polemiche tra maggioranza e opposizione, dovrà accertare le cause che hanno influito su contagi e decessi, verificando eventuali responsabilità e completando anche i lavori avviati dalla Commissione speciale sulla gestione della pandemia nelle residenze sanitarie assistite e nelle case di riposo per anziani. Tendenzialmente le sedute saranno pubbliche e, salvo proroghe, i lavori dovranno concludersi entro il 30 novembre. La relazione finale dovrà essere inviata all'autorità giudiziaria, oltre che discussa in Consiglio. Io credo che abbiamo raggiunto tutti gli obiettivi che volevamo da questa commissione. Innanzitutto bisogna ricordare che nei mesi scorsi sono state dette troppe bugie sulla sanità del Veneto e ora è giusto fare chiarezza, è giusto che i veneti sappiano realmente cosa è successo nei mesi di pandemia. Questa commissione serve proprio a questo obiettivo, fare chiarezza e dare risposte ai veneti, perché abbiamo voluto dare la massima trasparenza, non abbiamo nulla da nascondere, anzi vogliamo che tutti i veneti possano rendersi conto di qual è stato lo sforzo della nostra regione per affrontare questa emergenza. E speriamo tutti che una nuova pandemia ovviamente non ci sia, ma capire quali siano stati gli errori o le scelte che ci hanno portato verso questa china negativa
è fondamentale per non ripeterli. La Commissione servirà a questo tramite audizioni dei medici, delle categorie coinvolte, dei dirigenti della sanità regionale, dell'associazione dei familiari delle vittime. Spetta ora al Presidente del Consiglio regionale, sentiti i gruppi consigliari, nominare entro 20 giorni i 15 componenti, 10 di maggioranza e 5 di opposizione, che eleggeranno il Presidente, incarico che spetta alle opposizioni, il Vicepresidente e il Consigliere Segretario, che saranno invece di maggioranza. La Giunta regionale ha approvato oggi un provvedimento finalizzato a proseguire con la procedura di aggiudicazione della via del mare tra Meolo e Jesolo. Si tratta dell'ultimo tassello di un iter molto complesso che ha visto nel suo sviluppo molteplici criticità su cui il CIPE, che fa capo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, si è dovuto esprimere in più occasioni. Lo sblocco ufficiale dell'intervento ci consente ora di disegnare in modo organico il sistema di accesso al mare dalla A4, afferma la vicepresidente della regione Elisa De Berti. Finalmente siamo ora in grado di proseguire con il percorso di aggiudicazione dell'opera per la sua realizzazione. Ora la parola passa a chi ha partecipato alla gara ed ha presentato le offerte per la realizzazione della superstrada. La via del mare sarà una superstrada lunga circa 20 km e collegherà il casello autostradale di Meolo sulla A4 e Jesolo. Il costo previsto dell'opera è di oltre 200 milioni di euro e sarà interamente coperto da risorse private. E siamo ora al nostro sondaggio di oggi. Con la zona bianca hanno riaperto praticamente tutte le attività, con l'unica eccezione delle discoteche per il ballo, e proprio a questo tema è dedicato il nostro sondaggio di oggi, visto che il CTS proprio oggi è chiamato ad esprimere la propria opinione sulla eventuale riapertura delle discoteche a luglio con il Green Pass. Dunque, per il ballo in discoteca con il Green Pass è giusto? Se per voi la risposta è sì, fate uno squillo gratuito al numero che vedete in sovraimpressione sulla barra di colore verde. Se per voi invece non è giusto, uno squillo al numero che vedete sulla barra di colore rosso. Come sempre l'esito del sondaggio verrà reso noto questa sera a Ring, in onda a partire dalle 21:15. Torniamo ora a parlare della morte di Michele Merlo, il cantautore di Rosà. Ci sono delle novità, sono infatti partite 2 inchieste, una interna all'azienda sanitaria bolognese, una avviata dalla Procura di Bologna. La Procura di Bologna ha aperto un fascicolo contro ignoti per il reato di omicidio colposo dopo la denuncia dei genitori di Michele Merlo, il cantautore rosatese morto a soli 28 anni per emorragia cerebrale a seguito di leucemia fulminante all'ospedale Maggiore nel capoluogo emiliano. Nelle prossime ore verrà eseguito l'esame autoptico sul corpo del giovane. Mamma e papà dell'ex partecipante di Amici sono intenzionate ad andare sino in fondo per fare chiarezza sulla dinamica, perché Michele mercoledì scorso si era recato al pronto soccorso di Vergato nell'Interland bolognese lamentando dolori forti alla testa, febbre, difficoltà respiratorie, placche in gola, ma da quanto ci ha dichiarato il papà raggiunto telefonicamente sarebbe stato liquidato senza neanche essere visitato. Il giorno dopo le cose sono precipitate sino al drammatico epilogo di domenica sera, quando è espirato nella rianimazione del Maggiore, tenuto dai medici in coma farmacologico dopo un intervento al cervello d'urgenza. Domenico Merlo vuole essere certo che non ci siano stati errori o omissioni antecedenti il ricovero, che potrebbero così aver determinato in maniera irreversibile le sorti del figlio. In costante contatto con lui il sindaco di Rosà, dove è cresciuto Michele, Paolo Bordignon. Si sta aspettando il nulla osta dopo l'autopsia per il ritorno a casa del corpo e l'organizzazione dell'ultimo saluto a Michele. Nel frattempo anche l'azienda sanitaria di Bologna si è mossa, facendo partire un'indagine interna per ricostruire tutto il percorso del giovane, a cominciare proprio da quel primo accesso a Vergato. La cronaca da Vicenza oggi con l'operazione che ha portato a sgominare una ramificata organizzazione dedita all'emissione di false fatture.
Un'operazione della Guardia di Finanza, Squadra Mobile, Sezione Criminalità Organizzata di Vicenza, coordinata dalla Procura del Tribunale Berico, sgomena un'associazione per delinquere finalizzata all'emissione di fatture per operazioni inesistenti per un ammontare di 30 milioni di euro operante tra Vicenza, Padova e la Lombardia. Sequestrati i conti correnti delle società ed eventuali beni per oltre 2 milioni e mezzo di euro. L'operazione ha portato all'arresto di Mirko Ghitti e la compagna Chiara Andrighetto, considerati capofila dell'organizzazione, residenti in provincia di Vicenza ma originari di Padova e di altre 7 persone. Agli arresti domiciliari anche 2 commercialisti, una padovana e una bresciana. Per altri soggetti implicati è stato disposto l'obbligo di dimora e di firma. 17 in totale le persone coinvolte per innumerevoli operazioni in capo a diverse società cartiere. L'associazione poteva usufruire di tutta una serie di soggetti, oltre ai destinatari delle fatture, quindi gli utilizzatori, ma anche tutta una serie di persone che svolgevano le operazioni materiali di retrocessione delle somme che le imprese utilizzatrici erogavano a fronte delle fatture per operazioni inesistenti. Indagati anche un funzionario di un istituto di credito di Bassano del Grappa e il direttore dell'ufficio postale di Arcugnano. Entrambi avrebbero ricevuto favori personali dalle mazzette alla droga per, diciamo così, chiudere un occhio. Tutto parte dai controlli proprio all'ufficio postale, dove i soggetti si rivolgevano per ritirare il denaro. Intercettazioni telefoniche, pedinamenti cimici nelle auto hanno consentito di filmare i passaggi di denaro in contante. Una struttura organizzativa suddivisa in 3 tronconi, dalle società esistenti solo sulla carta ma non operative a quelle invece operative che registravano i documenti contabili a fronte di fatture per operazioni inesistenti. A questo schema si aggiunge un terzo gruppo di società. È stata registrata sotto profilo investigativo la presenza di società cartiere oltre confine, cioè in stati dell'Unione Europea, e fungivano da cassaforte. L'operazione va avanti, si indaga anche sull'eventuale ottenimento da parte delle società coinvolte dei finanziamenti Covid in tempo di pandemia. 50 kg di eroina sequestrati dalla polizia. Veneto e Lombardia gestivano gli approvvigionamenti dalla Turchia. La droga trasportata dentro estintori su tir. Nascondevano all'interno di estintori stipati su tir che dal Medio Oriente arrivavano in Italia facendo base in Veneto e Lombardia. Si tratta di eroina purissima, un traffico internazionale da parte di un gruppo di cittadini turchi, iracheni e iraniani, regolari in Italia ma titolari di attività che servivano come copertura. È stato sventato dalla Mobile di Venezia, coordinata dalla Procura della Repubblica Lagunare. Si tratta complessivamente di 10 misure restrittive della libertà personale a carico di altrettanti soggetti, 8 sono state concretamente eseguite nella mattinata odierna e per il resto stiamo lavorando per il rintraccio. Sequestrati 50 kg di eroina, oltre all'emissione di un provvedimento di sequestro preventivo di 2 milioni e mezzo di euro. L'operazione, denominata Wolf dal marchio a forma di lupo impresso sui panetti di droga, un traffico che aveva la testa di ponte in Veneto, nelle province di Padova e Venezia. Tutta l'attività criminale di questa associazione si snodava su questi 2 luoghi, quindi le nostre province e quella lombarda, ma per una ragione essenzialmente logistica, nel senso che il programma criminale, il progetto è assolutamente univoco, per cui erano organizzati in maniera tale da compensare le partite di droga in modo tale da spostarle laddove ce n'era più bisogno in quel momento. I 2 rami dell'organizzazione facevano riferimento ad un unico capo che gestiva gli approvvigionamenti dalla Turchia. Le indagini, partite nel 2018 a seguito di un sequestro di eroina a Marghera, hanno permesso di ricostruire la struttura dell'associazione a delinquere. I controlli sulla sicurezza di ponti e viadotti di competenza di Veneto Strade non hanno evidenziato situazioni gravi, ma il 39% delle opere deve essere tenuto sotto stretto monitoraggio. Noi abbiamo esaminato tutta la rete di pianura, quindi con eccezione di Belluno che è in corso di esame, e i ponti, i viadotti che ci sono nella rete di pianura tutti esaminati. Non c'è nessun ponte che sia a rischio di crolli o di problemi statici rilevanti. Sono per ora 504 i ponti e viadotti della rete di competenza di Veneto Strade oggetto di monitoraggio e valutazione della sicurezza.
A completare l'opera mancano ancora diverse ispezioni in provincia di Belluno, ma nel resto della regione il controllo ha coperto il 100%. I ponti hanno bisogno, e anche i viadotti, di manutenzioni costanti. Noi già nel 2017 abbiamo dato a Veneto Strade, a valere sul bilancio 2018, 15 milioni di euro che sono stati integrati con altri 12 milioni l'anno scorso. Se la Regione Veneto ha stanziato il dovuto per la manutenzione delle tratte di sua competenza, l'auspicio è che lo stesso venga fatto anche dagli enti che gestiscono altre tratte. Intanto la valutazione del rischio dei ponti di Veneto Strade è stata divisa in 5 classi di attenzione: alta, medio-alta, media, medio-bassa e bassa. Il 39% delle opere monitorate è in classe di attenzione alta. Un ponte che ha una classe di attenzione bassa, diciamo che una volta ogni 2 anni si può fare tranquillamente. Un ponte che è in classe di attenzione A, cioè molto elevata, necessita o del monitoraggio continuo o di ispezioni ogni 2-3 mesi. C'è tempo anche per un appello alle amministrazioni comunali. Alcuni interventi di restauro richiedono la chiusura di un tratto di strada e l'istituzione di una viabilità provvisoria che non sempre è stata concessa dai comuni. Si riuscisse, ogni sindaco riuscisse a fare la propria parte senza guardare esclusivamente al proprio campanile, sicuramente forse qualche disagio in meno agli utenti della strada riusciremo a toglierlo. A Bassano, ora Ponte Vecchio imbrattato, i responsabili del vandalismo sul simbolo della città si sono costituiti, sono 6 giovani trevigiani. Hanno un nome e un cognome i 2 responsabili che sabato scorso hanno imbrattato il Ponte Vecchio di Bassano dopo la recente restituzione alla città completamente messo a nuovo e in sicurezza. Ieri sera si è costituito il primo giovane. L'ha fatto fermando una pattuglia della polizia locale che transitava in centro a Bassano. Il 19enne è nato a Bassano ma residente a Rossano Veneto ed è colui che ha invitato i 5 del Monte Bellunese a fare un giro in città. Le telecamere di videosorveglianza posizionate sul ponte inquadrano il gruppetto di 4 maschi e 2 femmine. 2 di loro si staccano, 19 e 20 anni, iniziano a imbrattare in più punti arrivando a raschiare anche il legno. 2 dunque gli esecutori materiali che adesso rischiano 1 anno di reclusione o 2.000 euro di multa, sanzioni per tutti per non aver rispettato il coprifuoco e l'omesso uso di mascherina. Sarà un ripristino fatto a regola d'arte? Deve essere fatto a regola d'arte, è appena stato messo a disposizione della città in maniera ottimale, per cui ottimale deve essere il ripristino. Balaustra tutta, piantone per il tetto tutto, alza balaustra tutta. Gli altri 3 del gruppetto, pur non essendo autori materiali del gesto, potrebbero essere implicati, nel caso, per omessa denuncia. Ed ora ci fermiamo per la pubblicità, linea alla regia. A tra poco, restate con noi. Ed eccoci nuovamente in studio, torna alla ribalta Paola Albertini, da anni conosciuta come la veggente di Pederoba per i suoi racconti di apparizione della Madonna, il nuovo fenomeno seguito con cautela dalla Chiesa. Sono 35 anni che ho le apparizioni di Maria Regina degli Angeli Custodi e ho fatto silenzio 10 anni perché Madonnina ha detto di fare silenzio. 10 anni sono tanti però. Un silenzio, quello di Paola Albertini, rotto pochi giorni fa. Sabato sera, verso le ore 23:30 circa, vengo per andare a letto e la Madonnina era dietro lì e mi accorgo che vedo una lacrima che viene giù. Io ho detto, ma sarò stanca, ho pensato, non ho mai dato per scontato, insomma. E invece mi sono avvicinata, ho provato piano piano a toccarla anche con un dito, era bagnata. Nei giorni successivi, racconta Paola, il fenomeno si sarebbe ripresentato anche in altre 4 statue e in un caso una lacrima sarebbe diventata sangue. Questa qui che abbiamo più grande, mi sono accorta, ma veramente che ieri sera, mi sono accorta che aveva nell'occhio sinistro questa lacrimona rossa, proprio sangue insomma, che scendeva.
È da tanti anni, racconta Paola Albertini, che le apparizioni della Madonna sono cominciate prima nella sua casa e poi nella zona del Monfenera, dove è nato un vero e proprio pellegrinaggio di fedeli. Da parte della Chiesa vige la massima cautela, tanto più ora che il nuovo fenomeno si sarebbe manifestato. La donna è rimasta per ore ad ammirare le statue, realizzando foto e filmati con il suo telefonino. Ne ha parlato anche con la sua guida spirituale, Don Bruno Bevilacqua, che assicura la genuinità della devozione della veggente. Paola ogni giorno, generalmente di sera, verso le 18, poco più, ha delle apparizioni qui in casa. E qui, nella camera da letto, dove sono avvenute le visioni, la diocesi ha deciso di aprire un'inchiesta dopo che la donna ha segnalato il particolare fenomeno. Chiaramente che la Chiesa, anche attraverso i suoi vescovi, è molto prudente al riguardo. La prudenza è presente anche in paese quando si parla delle visioni di Paola. Sono credente, sono praticante, però non so fino a che punto posso credere. E la diocesi di Padova da anni segue con attenzione il caso appunto della veggente di Pederoba, diocesi di Padova, perché i momenti in cui la signora dice di aver sentito la Vergine sono sul Monfenera, che si trova appunto nel territorio della diocesi di Padova. Sentiamo quindi nel prossimo servizio le parole di Don Alberto Albertini. Noi conosciamo la signora Paola Albertini già da diversi anni, perché la signora ha chiesto udienza al nostro vescovo di Padova quando è arrivato il nuovo vescovo, Monsignor Claudio Cipolla. Il vescovo l'ha accolta immediatamente, ero presente anch'io a questo incontro. La signora ha informato il vescovo di questa sua esperienza spirituale, che diceva di sentire la voce della Madonna che le trasmetteva dei messaggi. Il vescovo ha preso atto di quanto le ha detto la signora Paola. Di sua iniziativa la signora Paola poi ha anche informato il Vaticano. Anche noi siamo stati contattati dal Vaticano, abbiamo dato tutte le informazioni che da quel momento abbiamo raccolto. Dal Vaticano siamo stati anche sollecitati a pensare dei provvedimenti per questo fenomeno, che vedeva anche il coinvolgimento di parecchi fedeli che si ritrovavano a pregare nella nostra diocesi. Ecco, un provvedimento positivo è stato quello di lasciare che le persone si ritrovino per questa preghiera che fanno a Monfenera in maniera privata, anzi addirittura è stato loro concesso di potersi ritrovare nella chiesa parrocchiale quando il tempo è inclemente. Un secondo provvedimento di tipo cautelativo è stato quello di far divieto all'organizzazione di pellegrinaggi pubblici anche con la celebrazione della Santa Messa e con l'ascolto delle confessioni da parte dei fedeli. Noi siamo informati, di tutto quello che la signora sta vivendo, stiamo seguendo con particolare anche attenzione tra diocesi coinvolte, cioè la nostra di Padova e quella di Treviso, come pure anche in collaborazione con il Vaticano. E torniamo a parlare di sanità, perché questa mattina 2 nuovi macchinari ad alta precisione sono stati inaugurati all'ospedale Santa Maria Misericordia di Rovigo. Ricordo il 2010, c'era sicuramente un momento nel quale si diceva Rovigo è dimenticata, nessuno pensa a noi. La verità è che noi invece abbiamo fatto un sacco di investimenti, lo si vede non solo visivamente negli investimenti ma anche nella qualità delle cure, nel grande lavoro che fanno i nostri operatori, e penso che i cittadini sappiano solo che apprezzarlo. A differenza di anni fa si può dire che oggi l'ospedale di Rovigo Santa Maria Misericordia è all'avanguardia. Il presidente Zaia ha inaugurato un acceleratore lineare e una sala operatoria ibrida dotata di angiografo digitale, un investimento di oltre 5 milioni di euro.
È caso di parlare di sanità di precisione, no? E poi queste sono le nuove tecnologie che si affinano sempre di più, che dovranno sempre essere riaggiornate, ed è esattamente quello che stiamo facendo. Noi investiamo circa 70 milioni di euro all'anno in macchinari e la sanità ha avuto una grande evoluzione, ce l'avrà ancora di più poi con quello che è l'intelligenza artificiale che entrerà ovviamente in tutti questi macchinari e ci aiuterà ancora a essere più performanti. L'acceleratore lineare è un dispositivo ad altissima precisione per la lotta ai tumori, che sfrutta la radioterapia. Essenzialmente viene somministrata una dose elevata di radiazione ai tessuti tumorali, cercando di risparmiare al massimo i tessuti sani circostanti. La sala ibrida, prima in Italia per questa conformazione, permette di operare con la massima precisione, rendendo l'intervento meno invasivo. Con questa conformazione noi abbiamo un macchinario che è l'angiografo di ultima generazione, che si muove in maniera sincrona con il letto in maniera tale da poter avere delle immagini ad altissima definizione, che ci consente cosa? Di fare degli interventi a una precisione millimetrica e di poter intervenire molto rapidamente in quelle situazioni tempo dipendenti, diciamo, no, che se per esempio sono i traumi, l'ictus, le gravi lesioni cerebrali. Ecco, su questo devo dire che con questa strumentazione l'ospedale di Rovigo ha assunto un salto grande di qualità. L'obiettivo è tornare a riportare in Veneto il busto di Giovanni II Corner, il doge veneziano che vinse gli ottomani a Corfù nel 1700. Venetinet è un'associazione che è nata per studiare la storia della Serenissima, ma anche per vedere quelle che sono le caratteristiche giuridiche di organizzazione di questo grande Stato che ha contraddistinto il nostro passato. Ed è proprio anche per questo aspetto storico che vogliamo fare una raccolta di fondi per comprare il busto in vendita attualmente del doge Giovanni Corner. Originariamente il busto di Giovanni II Corner, 111° doge della Repubblica di Venezia, dal 22 maggio del 1709 fino alla morte il 12 agosto 1722, si trovava a Corner di San Polo. Ora è ricomperso in una casa d'aste di Viterbo, dove sarà venduto il 24 giugno. L'associazione Venetinet ha subito promosso una raccolta fondi per riportarlo a Venezia. È una cosa molto importante dal punto di vista storico, perché questo doge si ricorda per aver avuto l'ultima vittoria importante contro gli ottomani con la guerra di Corfù, quindi si tratta di un ricordo storico di importanza grandissima. Il valore del busto va infatti molto oltre una semplice stima economica, che peraltro dovrebbe muoversi entro una forbice che va dai 18 ai 25 mila euro e si sposa, sostiene Bellati, con l'attualità della nostra regione. Ecco perché noi siamo anche un'associazione che punta molto all'attuazione dell'autonomia, come quella che era stata prevista nel referendum, dove la maggioranza assoluta dei cittadini veneti ha chiesto appunto di avere l'autonomia, perché questo è un obiettivo importantissimo anche per ricordare la specificità della Serenissima, questa nostra storia, questo nostro passato, e quindi vedere il passato però proiettato appunto sul presente. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi. Il meteo e le previsioni del tempo per le prossime ore. Arrivederci. Bentrovati al meteo. Prevale ancora il bel tempo sul nostro territorio, salvo per una lieve e locale instabilità. Vediamo dove con l'aiuto della nostra grafica. Sul Veneto situazione di mercoledì 9 giugno decisamente buona, lo vediamo, tanto sole un po' su tutti i settori della regione, tuttavia con qualche addensamento. Nelle ore pomeridiane poi saranno possibili degli acquazzoni sui monti, localmente fin verso le pianure limitrofe. Temperature stazionarie minime tra 15 e 20 gradi, valori massimi invece tra i 26 e i 30 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove di fatto avremo poche novità, ampio soleggiamento solo con qualche rovescio in montagna. Temperature minime tra 16 e 19 gradi, massime sui 26-29 gradi. Infine ci spostiamo sul Trentino Alto Adige, dove sarà asciutto in mattinata, a seguire invece avremo condizioni più instabili con qualche pioggia sparsa. Temperature minime intorno ai 16-17 gradi, massime sui 27 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci al prossimo aggiornamento.